Paziente ucciso di botte, 2 infermieri della psichiatria dell'ospedale di Venezia indagati per omicidio preterintenzionale, ma l'inchiesta potrebbe allargarsi. Il fratello della vittima, Bruno, era entrato in un posto che avrebbe dovuto essere sicuro e ce l'hanno ammazzato. Domani l'interrogatorio di garanzia per il 74enne di Maser che ha ucciso la moglie malata dopo l'ictus. L'uomo ha raccontato di essersi sentito abbandonato in una situazione drammatica. A Cavarzere, bimbo di 9 anni scompare alla vista dei genitori dopo 3 ore di ricerca e viene salvato dai vigili del fuoco. Era scivolato in un canale. Rapina violenta alla serata di chiusura della festa del Baccalà di Sandrigo. 3 banditi aggrediscono la coppia di tesorieri e scappano con 30.000 euro. La rabbia del sindaco. Nessun guasto all'auto della tragedia. La perizia della procura smentisce la ricostruzione di Angelica Utteri in carcere per la strage di Santo Stefano di Cadore. I parenti delle vittime ora una pena severa. Continua a far discutere la rissa tra i tavolini del caffè di Piazza San Marco. Il comune difende i camerieri provocati da turisti cafoni. Autovelox di Cadoneghe, a pochi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, i multati organizzano un nuovo sit-in domani pomeriggio sotto le finestre del sindaco. È ufficiale il programma degli eventi organizzati per il 60° anniversario del Vajont. Il 9 ottobre, giorno della commemorazione, al cimitero di Fortogna prima e alla diga del Vajont poi sarà presente il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, questi dunque i titoli di oggi, ma come ogni martedì in primo piano il nostro sondaggio, la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere quest'oggi. Ecco, la vedete in sovraimpressione grazie all'ausilio della nostra grafica. Migranti, 5.000 euro per evitare detenzione, è giusto? Fate una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione esprimendo la vostra preferenza. Il risultato del sondaggio verrà reso noto come sempre questa sera a partire dalle 21:15 nel corso di Ring. Le notizie, ora una vicenda sconcertante, quella che arriva da Venezia. Paziente ucciso di botte. 2 infermieri della psichiatria dell'ospedale civile sono indagati per omicidio preterintenzionale, ma l'inchiesta potrebbe allargarsi. Il fratello della vittima, Bruno, era entrato in un posto sicuro e ce l'hanno ammazzato. Purtroppo vostro fratello ha zigomo, naso, edema cerebrale steso, inoperabile, e questo è la causa. Ecco, ci è caduto il mondo addosso, perché noi almeno ci potevamo fare una ragione. Muore perché ha fatto un infarto, capito? Certo. Cioè, è morto, ha fatto un infarto, ma no perché va in un porto sicuro e viene massacrato. Lui è stato massacrato, perché per morire per traumi alla testa bisogna colpirlo più volte e in maniera violenta. C'è rabbia, ma soprattutto dolore nelle parole del fratello di Bruno Modenese, il 45enne di Pellestrina, ricoverato lo scorso 16 settembre nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Venezia, dove si era recato di sua spontanea volontà e morto 3 giorni dopo. 2 infermieri sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo l'ipotesi della procura, infatti, Bruno sarebbe stato colpito al volto, poi morto in seguito a un'emorragia cerebrale, forse nel tentativo di contenerne una crisi, ma ogni dubbio lo accerterà l'esame autoptico il 5 ottobre. Sarà ovviamente necessario per capire le cause del decesso e per capire le responsabilità, anche eventuali responsabilità di altri soggetti. Il quesito che è stato conferito è un quesito molto ampio per capire tutte le dinamiche dei fatti. I 2 infermieri dunque potrebbero non essere gli unici coinvolti. È ancora più allucinante che dei diciamo addetti ai lavori professionisti uccidano un ragazzo in psichiatria, un ragazzo fragile, sanissimo, sano come un pesce, che è arrivato con le proprie gambe all'ospedale e quando era arrivato nel porto sicuro invece purtroppo l'hanno ucciso. Gli organi di Bruno sono stati donati. La famiglia, assistita dai legali Renato Alberini e Augusto Palese, ora si mette nelle mani della giustizia mentre affronta il dolore di questa perdita. Intanto domani sera la comunità di Pellestrina ha organizzato una fiaccolata di solidarietà.
Ed in merito a questa vicenda l'ULSS 3 Serenissima evidenzia come ogni suo operatore sanitario è formato e preparato alla gestione di pazienti fragili che con le loro azioni possono risultare in particolari circostanze un pericolo per se stessi e per gli altri, ed è in grado quindi di aderire a tutte le linee guida attraverso i protocolli di tutela e sicurezza del paziente mirati a disinnescare l'escalation di criticità sia verbale che fisica. Ogni professionista, continua l'ULSS, dell'azienda sanitaria è tenuto a rispettare questi protocolli. Per questi motivi l'ULSS 3 si rimette con fiducia alle valutazioni della magistratura, a cui consegnerà anche gli esiti delle verifiche effettuate nella commissione interna da subito istituita. Nel caso le indagini degli organi giudiziari arrivino ad evidenziare azioni non coerenti con i protocolli di gestione del paziente complesso, l'azienda sanitaria adotterà ogni provvedimento in suo potere fino a costituirsi parte civile nel caso di un processo. Nel Trevigiano, ora con il delitto di Masera, domani in carcere l'interrogatorio di garanzia per Sergio De Zen, il 74enne accusato di aver ucciso la moglie gravemente ammalata. L'interrogatorio avverrà domani alle 9:30 presso il carcere di Santabona e lui non intende sottrarsi alle sue responsabilità, anche se delle idee sempre un po' confuse, perché io credo che sia molto scioccato da tutta la situazione. Lui dice che non vuole uscire dal carcere, nel senso che una misura alternativa, no, ha detto che non se ne parla proprio, e anche perché non vuole disturbare nessuno, che il suo posto è quello ed è giusto che stia lì. Non si dà pace il 74enne Sergio De Zen, in attesa di essere interrogato dal GIP di Treviso nel carcere di Santabona, dove si trova con l'accusa di aver ucciso con una coltellata al petto la moglie Emanuela Bittante, 77 anni, da alcuni giorni rientrata nella loro casa di Via Meti a Coste di Masera dopo un lungo ricovero a causa di un ictus all'ospedale di Montebelluna. La donna era allettata e costretta ad alimentazione con sondino e tracheotomia, una situazione delicatissima per l'uomo diventata ingovernabile. Lui si è sentito abbandonato da tutti, ma non è l'ospedale di Montebelluna, l'ospedale di Treviso, purtroppo è un problema nazionale. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dall'autopsia disposta per venerdì sul corpo della 77enne. Nelle scorse ore intanto l'avvocato di De Zen si è sentita anche con la figlia Aurora, che era stata individuata come caregiver della madre. Ho scambiato proprio poche parole questa mattina al telefono, ma cerco di essere più discreta possibile perché mi rendo conto che è un momento molto difficile. Aurora dovrà decidere se rivolgersi a un avvocato. In linea di principio nel processo contro il padre potrebbe costituirsi parte civile, ma è solo un'ipotesi. La 45enne è stata sentita nell'immediatezza dei fatti e la sua versione pacifica: al momento del delitto stava riposando in un'altra stanza. Gli stessi rapporti intrafamiliari potrebbero essere indagati in un secondo momento, anche se la procura di Treviso, guidata da Marco Martani, tende a escludere ogni premeditazione, così come ipotesi estrema che la donna abbia potuto suggerire al marito di compiere il gesto. Manuela era sì gravemente invalida, ma cosciente. Che lei potesse scrivere delle parole è stato detto anche a me con una mano, perché l'altra era completamente paralizzato, il braccio completamente paralizzato. Quindi io non ho la minima idea se effettivamente ci sia stato anche un desiderio della signora. E il marito, lui mi riporta soltanto quello che le ho detto poco fa, insomma, ecco, che lui non sopportava di vederla così perché non era vita, ripete continuamente questo, perché non è dignitoso, perché ovviamente la signora era incontinente, la signora non riusciva a mangiare, non riusciva a parlare, e per lui dopo 50 anni di matrimonio non era sostenibile vederla ridotta così. Fortunatamente è finita bene, ma sono state ore di angoscia oggi pomeriggio a Cavarzere per la scomparsa di un bambino di 9 anni. Alle 13 la segnalazione della sparizione del piccolo da parte dei familiari. Immediatamente sono scattate le ricerche alle quali hanno partecipato i vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero. Intorno alle 16 il bambino è stato localizzato nelle acque del canale dei Cuori, dove verosimilmente era scivolato. L'acqua gli arrivava al petto ed il bimbo era riuscito a tenere sempre fuori la testa. I sommozzatori dei vigili del fuoco l'hanno recuperato e trasportato a riva. Il bambino era infreddolito dalla permanenza in acqua, ma stava bene ed ha potuto riabbracciare la mamma. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cavarzere e di Carabinieri.
Allarme rapine violente nel Vicentino. Ieri sera a farne le spese la festa del baccalà a Sandrigo. Sentiamo. Una serata conclusiva molto amara, quella di ieri sera alla festa del baccalà di Sandrigo. 2 tesorieri della Proloco sono stati aggrediti e rapinati dell'incasso della serata da una banda composta da almeno 3 malviventi. Nel parapiglia dell'aggressione una volontaria è caduta a terra procurandosi una probabile frattura ad un braccio, ma alla fine i criminali sono riusciti ad accaparrarsi il malloppo stimato in circa 30.000 euro. Sì, ieri sera intorno alle 11 ero lì sotto la tensostruttura, il tesoriere insomma stava portando via naturalmente il corrispettivo dell'incasso ed è stato rapinato. È stato aperto lo sportello dell'auto e quindi una persona a volto scoperto, quanto sembra, si è presa la valigetta ed è scappata via. Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine, i carabinieri della compagnia di Thiene hanno cominciato subito le indagini per quello che sembra un colpo preparato meticolosamente. Presumo di sì, perché sono stati attimi ben, come dire, organizzati e tra l'altro c'era pochissima gente perché stavamo proprio chiudendo la tensostruttura, quindi i saluti insomma del momento e in un batter d'occhio è successo. Una rapina che non rappresenta solo una grave perdita economica, ma è un affronto all'intera comunità cittadina che vede andare così in fumo il lavoro della quinta serata dedicata allo stoccafisso norvegese che attira migliaia di visitatori. Umiliati i 250 volontari della Pro Sandrigo che programmano annualmente gli eventi gastronomici legati alla storica ricetta del baccalà alla vicentina. Quello che fa amarezza, ma tantissima rabbia veramente, è che oltre a questo atto che non so neanche come definire, l'amarezza per la Proloco, per gli organizzatori, sicuramente per chi ha subito questa rapina, ma soprattutto è una rapina che è stata fatta alla comunità di Sandrigo, perché la festa del baccalà è stata organizzata, 36esima edizione, e l'obiettivo è quello di riuscire a coprire le spese per mantenere attiva la Proloco e la promozione di tutte le molteplici attività che vengono fatte durante l'anno. Quindi non so, probabilmente il ricavato da questa manifestazione, che ormai non ci sarà più, è probabile che vengano annullate anche iniziative. E torniamo a parlare della ripresa della rapina alla cartolibreria di Vicenza. Oggi a parlare il titolare che è stato minacciato con una mazza da baseball. Hanno detto di stare tranquillo, altrimenti mi menavano, insomma, cioè, senza mezzi termini. Insomma. L'avrebbero fatto secondo lei? Io penso di sì, sì, perché è gente drogata, non è gente, non c'è ladri da banca o da questa gente che tira su gli spiccioli per la droga, secondo me. Però le hanno detto anche se denuncia? Se denuncia ti troviamo a trovarti. La paura di fronte ai 2 rapinatori che ieri lo hanno derubato di 1.500 euro minacciandolo con una mazza da baseball non hanno fermato Giorgio Gianotti, 74 anni. Questa mattina presto è tornato ad aprire regolarmente la sua cartolibreria in via Trissino. Il fratello cotitolare Roberto, che solitamente fa il turno pomeridiano, è venuto però a fargli compagnia verso le 6 fino alle 8, così come ci aveva promesso ieri. Quella è una fascia oraria a rischio per le attività che iniziano presto. Oggi mi chiudo dentro e apro quando comincia a passare la gente. Ecco, mia moglie è all'edicola San Pio X e anche lei adesso si chiuderà dentro e anche lei aprirà a facce conosciute. Bisogna cercare di difendersi così. Giorgio ha trascorso la notte tranquilla, fortunatamente, riposando sufficientemente senza incubi. Quello che gli è rimasto però è il senso di insicurezza sul lavoro. Siamo un po' in balia di certa gente che si volessero potrebbero venire qua tutte le mattine, volendo, perché non vedi passare forze dell'ordine in continuazione. Per esempio stamattina sì, sono passati i carabinieri, ma sono venuti alle 9. Io pensavo di vederli magari passare un po' presto. Sta pensando di magari rafforzare un po' le difese o installare una telecamera, per esempio? Ce l'ha? Ma le telecamere le avevamo e non funzionavano molto bene, le abbiamo staccate, sinceramente.
Però questa è gente che delle telecamere se ne frega altamente, perché sono venuti a viso scoperto, perciò non gli interessava niente delle telecamere. La strage di Santo Stefano di Cadore dello scorso luglio, l'incidente è costato la vita a Marco Antoniello, al figlioletto Mirko e alla nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Emergono nuovi dettagli sull'auto guidata da Angelica Utter. L'Audi guidata da Angelica Utter era in buone condizioni, nessun guasto dunque al motore né all'impianto frenante. L'ha stabilito la perizia commissionata dalla Procura di Belluno, smentendo definitivamente quanto dichiarato dalla 31enne tedesca che nelle scorse settimane dal carcere veneziano della Giudecca aveva invocato il guasto meccanico. È ormai chiaro che la causa principale della tragedia sia legata alla velocità tenuta dalla Utter, che andava quasi al doppio del limite vigente in quel tratto di strada di 50 km/h. Intanto i familiari delle 3 vittime che hanno perso la vita, Santo Stefano di Cadore, Marco Antoniello, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna Maria Grazia Zuin, ringraziano la procura ma si appellano alla giustizia perché le pene siano più adeguate. Non è tollerabile, dicono Elena e Rocco, che la nostra giustizia interpreti gli omicidi stradali come reati da punire così poco, scrivono, lasciando i congiunti delle vittime con quel senso di ingiustizia che nessun risarcimento assicurativo potrà mai compensare. I veri condannati, aggiungono, sono i familiari delle vittime, che ogni giorno vivono con un vuoto incolmabile, e non chi alla fine prende il più delle volte una pena sospesa con condizionale, concludono. Ora attenderanno il deposito della perizia per poterla valutare attentamente e procedere con i loro accertamenti. Continua a far discutere la rissa scoppiata tra i tavolini del bar in piazza San Marco, una rissa dovuta alla maleducazione ed aggressività dei turisti, dice l'assessore al commercio del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga. Ho cercato di capire che quel video che sembra appunto che i camerieri siano loro gli aggressori, sicuramente poteva essere la situazione degenerata o iniziata sicuramente prima del video. È stata provocata da un turismo di cui Venezia farebbe volentieri a meno, la rissa tra i tavolini del Gran Caffè Chioggia di piazza San Marco, e la conclusione cui è giunto l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che si è attivato subito per capire cosa fosse accaduto, cosciente soprattutto del fatto, afferma, che il personale dei caffè di piazza San Marco è altamente specializzato e professionale e difficilmente potrebbe avere reazioni del genere. Questi turisti sono entrati nel locale senza consumare, hanno praticamente cercato di raggiungere i bagni passando davanti a una coda, hanno cominciato a spintonare i camerieri e quindi la cosa è degenerata. Una rissa in piazza San Marco non si vede facilmente e, se viene ripresa, è destinata a fare il giro del mondo. Ma quel video, destinato anche a rimanere tra un certo tipo di immagini iconiche del 2023 veneziano, tanto quanto ad esempio il tuffo da 4 piani di un inglese in Rio di Ca' Foscari, rappresenta anche una testimonianza importante per stabilire cosa sia successo, considerando però che ci fa vedere solo l'ultima fase di un diverbio iniziato dentro al locale. Nella prima fase del video si vede benissimo che questo turista ha in mano una sedia, prende in mano una sedia per scagliarla contro i camerieri e prontamente un cameriere riesce a toglierla dalle mani di quest'ultimo e difendere un po' gli altri colleghi. Ed è qui che Costalonga arriva, anzi torna, ad una considerazione che oramai a Venezia raccoglie ampi consensi. Il turista maleducato ormai viaggia in tutte le città del mondo, e a Venezia spesso e volentieri abbiamo visto situazioni veramente incredibili e questa è una di quelle. La guerra dell'autovelox a Cadoneghe, domani nuovo sit-in dei multati sotto le finestre del comune. Tante volte siamo andati con le multe, stavolta portiamo i ricorsi. Allora, qualche tempo fa ho incontrato il sindaco e mi ha detto che sulla scrivania aveva neanche 10 ricorsi.
Adesso dovrà aspettarne qualcuno in più perché stiamo procedendo tutti. Si sono dati appuntamento sotto le finestre del sindaco Schiesaro i cittadini in lotta contro le multe dei velox lungo la strada del Santo. 16.000 quelle che sarebbero già state pagate, ma in totale le sanzioni staccate sarebbero vicine alle 80.000 secondo alcune stime. Un'iniziativa nata così, spiega Ambra Dalan. In tempi non sospetti questa nostra amica multata aveva preso appuntamento con il sindaco, quindi quasi 2 mesi fa, e così con l'occasione abbiamo detto ti accompagniamo, vediamo se otteniamo qualche risposta, e invece nulla. Questa mattina l'appuntamento è stato rimandato a lunedì, che lunedì è il 2 ottobre, venerdì è il 29 e scadono i termini per fare i ricorsi, quindi non so se è casuale la cosa. Entro venerdì i multati devono presentare i loro ricorsi. Ambra oggi si è rivolta al giudice di pace. È stato depositato, abbiamo dovuto pagare 46 euro per 4 multe, se ne arriveranno altre dovremo fare altri ricorsi e pagare nuovamente, perché anche questo c'è da dire che le multe non arrivano nemmeno in ordine, sono in ritardo, alcune arrivano, alcune no, quindi no, abbiamo aspettato anche per averle tutte e invece niente. Anch'io ho aspettato per tanto tempo che le multe venissero annullate, no. E sono scaduti i termini per il giudice di pace, lo farò al prefetto. Franca, che di multe ne ha prese 6, racconta. Io dopo la terza sono andata dai vigili e ho detto ma cosa sta succedendo, perché ancora non ero, io abito in provincia di Treviso. Io ero là, c'erano altre persone, accanto a me c'era una signora giovane con 3 bambini che piangeva davanti ai vigili, quei 3 bambini. Aveva un pacco di multe, erano in parte sue, in parte di suo marito. Lei ha detto io non riesco a pagarle, non ce la faccio. Una protesta che non si ferma, ma la tensione tra i multati cresce. Adesso veramente è anche un po' difficile gestirli, perché non sappiamo neanche noi più cosa dire, anche perché noi che gestiamo il gruppo siamo persone multate, non siamo niente di che, e sentiamo veramente la rabbia aumentare, siamo anche un po' preoccupati, ecco. Presentato oggi il programma ufficiale degli eventi per il 60° anniversario della tragedia del Vajont, è prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa è la notizia ufficiale che posso annunciare oggi. È per noi un onore avere il Presidente e soprattutto la testimonianza della vicinanza alle comunità del Vajont da parte dello Stato, che è il responsabile principale di questa tragedia. Sarà il momento istituzionale forse più toccante, perché si svilupperà sia nel cimitero di Fortonia che nell'area della diga. Il Capo dello Stato torna a Longarone per rendere omaggio alle vittime dell'immane disastro che si compì la sera del 9 ottobre 1963. È il 60° anniversario, quello che universalmente sarà commemorato per onorare le quasi 2000 vittime fra Longarone e Ertocasso. E il calendario degli eventi è fittissimo, con un unico fil rouge. Cercare di lanciare un messaggio affinché i giovani possano prendere il testimone della memoria, una memoria che deve essere viva, collettiva e che deve soprattutto raccogliere in sé i significati e i valori che questa tragedia ha portato, soprattutto nel non commettere più gli errori che sono stati fatti e cercando soprattutto di lanciare quei messaggi legati alla prevenzione del territorio che penso siano indispensabili e fondamentali nel legame con il Vajont. E poi la gratitudine verso chi aiutò quei territori a ripartire con gesti concreti. Fra gli eventi istituzionali si segnala la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto il 4 ottobre alle 15 nella sala consiliare di Longarone. Il 9 ottobre alle 14.30 al Centro Culturale Parri il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile inaugurerà a Longarone la Settimana Nazionale della Protezione Civile. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa in suffragio delle vittime del Vajont celebrata a Fortonia dal Patriarca di Venezia. Alla sera alle 20.30 in contemporanea in 136 teatri italiani andrà in scena Vajont, rielaborazione dell'orazione civile di Marco Paolini, a cui hanno aderito attori di fama nazionale e internazionale. Il culmine alle 22.39 con il rintocco della campana della chiesa di Longarone. È tutto, grazie per essere stati con noi. Il meteo, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.
bentrovati al meteo. L'anticiclone si conferma stabile sul nostro territorio, dove il tempo sarà decisamente buono. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 27 settembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, con il cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso sui rilievi. Temperature stazionarie e gradevoli, minime sui 13-19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, qualche nube bassa sulle vallate alpine, altrove cielo sereno. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese tra 26 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, perché anche qui il tempo sarà soleggiato, salvo la presenza di foschie mattutine. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.